Hey, what you drinking, baby? Hey, what you drinking, baby? Don't you worry and don't you care, cause so how did it do. Cari amici, buon gustai, gaudenti e impenitenti, oggi l'ultima puntata di Alpi e Adria Cooking Show parte da Montegalda e da una distilleria famosa. Andiamo a conoscerla. E siamo venuti a trovare la distilleria dei fratelli Brunello. Certo, a Montegalda. Con Paolo Brunello che ci racconterà quando, come è nata la prima distilleria artigianale Italiana, addirittura. dal 1840. 1840. Sempre a Montegalda. Sempre a Montegalda, ecco. Ma cosa succede quindi nel 1840? Ma che un signorotto di campagna, tale Bortolo Lotto, impianta il primo bruso, perché parlare di impianto Bruso, di il bruso distillazione, è- la caldaietta col fuoco sotto, si dice in dialetto, il bruso, e lì si distillava la prima vinaccia. Lui ha pensato, qui devo piantare la mia distilleria, in una zona meravigliosa dove c'era materia prima. Siete diversi fratelli? 2 fratelli, Paolo, Giovanni e Stefano, perché i fratelli Brunello erano i nostri genitori, mio papà Gian Domenico e mio zio Antonio, che hanno ereditato l'azienda dalla mamma, Maria Marzari, la prima imprenditrice del mondo della grappa. Visto che vedo un po' di alambicchi caldaie, ci racconti il percorso brevemente certo. della grappa? Della grappa. Allora, innanzitutto la grappa è figlia della vinaccia, ciò che rimane dell'uva dopo aver tolto il vino e il raspo. Fate una selezione di vinacce, giusto? Assolutamente. Per le monovarietali, per la grappa monovarietale avrete monovarietale. solo la vinaccia di... Di Amarone, piuttosto che di Cabernet, piuttosto che di Prosecco, piuttosto che di Moscato. Allora la vinaccia arriva, viene posta nella caldaietta rigorosamente in rame, che lavora a cicli di produzione, che durano circa un'oretta e mezza. Ogni ciclo di lavorazione riusciamo a disalcolare intorno ai 900 kg di vinaccia, e da questi 900 kg otteniamo da un minimo di 25-30 litri ad un massimo di 50 litri di prodotto. Una volta che la vinaccia viene disalcolata, perciò viene attraversata dai vapori, attenzione, bassa pressione e bassa temperatura, aspetto importantissimo, perché questo vapore a 103 gradi che passa lentamente attraverso la vinaccia separa tutte quelle piccolissime molecole aromatiche che sono la ricchezza, che sono il dono che la natura ci dà. Perciò il profumo che arriva dal territorio, dal vitigno, e che noi con tanta arte e sapienza trasferiamo nella grappa. Perciò i vapori escono dalla caldaietta, vengono concentrati nella colonna, e poi l'aspetto principale è qui dietro le nostre spalle. Qui abbiamo la possibilità di vedere, perché non possiamo assaggiare il prodotto durante la lavorazione. Perciò dobbiamo lavorare assolutamente alla cieca. Resta un lavoro assolutamente artigianale. Assolutamente artigianale, e sappi che le distillerie in funzione in Italia sono 123 in tutto il territorio nazionale. Cioè veramente siamo una razza in estinzione. Qui vediamo il flusso della grappa che scende. La prima parte, che si chiama non a caso testa, che ha un tenore alcolico piuttosto basso, noi la concentriamo in questo piccolo contenitore di vetro. Come? Ruotando questo rubinetto. Dopodiché, quando vediamo che la concentrazione alcolica è importante, siamo intorno al 60% di alcol, inizia la parte migliore, il cuore. Allora ruotiamo ancora il rubinetto e il cuore passa attraverso, guarda, questo bussolotto grigio, che questo è storia della distillazione, questo è un misuratore della finanza, medio modello, e qui passa il cuore. Viene misurato tutta la parte centrale, la parte migliore. E allora Paolo, adesso andiamo ad assaggiare le vostre grappe.
Che grappa hai scelto, Paolo? Allora vorrei farvi assaggiare una delle nostre eccellenze, la grappa di fior d'arancio di OCG dei Colli Ugani, un moscato straordinario. Che è quella con cui è Che è fatto il quella panettone. con cui è stato aromatizzato il panettone. Innanzitutto è cristallina, è brillante, è trasparente. Al naso senti i profumi di fiori, di frutta. Sembra quasi, chiudendo gli occhi, di entrare in una serra di fiori. Si sente che è una vera grappa artigianale e questa fa la differenza. E poi la assaggiamo, 43% di alcol. E senti come è morbida in bocca, come ti riempie, come esplode. Tutte le sensazioni che sentivi al naso le percepisci tutte al palato, fino in fondo. E adesso ci assaggiamo anche il suo panettone, allora. Assolutamente sì. Alla grappa fiori d'arancio. Ma so che abbiamo anche un ospite che è venuto di casa, chiamiamolo di casa. Assolutamente di casa. Il nostro sindaco. È venuto a trovarci perché dobbiamo fare la degustazione di questa grappa a Montegalda. Grazie allo scrittore Antonio Fogazzaro, che ci ha donato dei menù dei primi del Novecento dove si degustava il vino Raboso e Carmenere, e per questo abbiamo dedicato una grappa. Raboso e Carmenere è dedicata a Montegalda. Montegalda. Vero sindaco? Una grappa che rispecchia il nostro territorio e quelli che sono i fasti storici di Montegalda. Abbiamo anche una mostra che ripercorre sempre la storia di Antonio Fogazzaro. Abbiamo sensazioni più balsamiche, abbiamo sensazioni più minerali e ricorda tutta la vinosità, ecco, con un retrogusto lungo di mandorla che è tipico di questi distillati. Montegalda ha anche una serie di eccellenze di prodotti, giusto? Certo, oltre alla grappa c'è una tradizione di baccalà, di formaggi e quindi una serie di possibilità di fare delle gustazioni enogastronomiche, oltre alla possibilità di visitare le nostre bellissime ville sulla riva del Bacchiglione. Ecco, intanto chi ci ha raggiunto? Mio fratello Giovanni, mio figlio Enrico, quinta generazione. Manca Stefano che è indaffarato con la grappa. Le devo fare un travaso de grappa. Non puoi venire. Alle 8:30 di mattina. Allora, cari amici, io vi invito a venire a scoprire questi territori, perché ogni territorio ha le sue eccellenze. E vi ricordo che qua siamo alla distilleria dei fratelli Brunello e siamo nel comune di Montegalda. E allora, come dal nostro repertorio, è il momento di dire Alpe Adria Cooking Show! Bellissimo sto cooking show!